piccolo aggiornamento sul nostro viaggio. Abbiamo superato Bologna, ci mancano ancora 17-18 ore di viaggio e all'alba saremo al rendezvous con i bimbi. Siamo costantemente in contatto attraverso il console Anthony Grande e il senatore Ugo Capellacci con Farnesina, ministeri e soprattutto i loro corrispettivi ucraini. Ci stanno chiamando veramente tante associazioni e tanti privati per dare una mano o per dirci che ci sono dei bimbi da portare. I nostri pullman avranno una capienza di 100 bambini, quindi questo è il primo viaggio, il secondo forse lo farà la Croce Rossa, forse lo faremo noi, sicuramente si farà perché vanno salvati, non esistono nazioni o popoli, esistono solo bambini e questi bambini vanno aiutati. Grazie a tutti per il cuore che ci state dando e per la presenza di cui abbiamo veramente tanto bisogno. Ciao a tutti, abbiamo superato abbondantemente Bologna, ci aspettano ancora 15 ore di viaggio e in queste 15 ore mi fanno compagnia i vostri messaggi, tantissimi messaggi di solidarietà, qualcuno critica, qualcuno non indirizzato direttamente, qualcuno che dice che il bene si fa in silenzio e non si pubblicizza. Io dico che il bene si fa con i fatti e non con le parole, e quindi aspetterò al nostro rientro tutte queste persone che hanno voglia di fare del bene, che trasformino le loro parole in fatti e diano una mano ai bambini. I bambini non hanno necessità di polemiche, hanno necessità di grande amore. Vengono da una guerra, provenivano da una guerra, non devono trovare guerra, devono trovare pace, amore e tanta solidarietà. Grazie.